Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Viaggiando con l'Arte, la rubrica televisiva che vi porta nell'Alto Trevigiano e il Basso Feltrino alla scoperta dell'arte a 360 gradi. Quest'oggi siamo a Valdobbiadene, siamo all'ex ufficio della Villa dei Cedri e siamo alla mostra Genius Loci del dottor Paolo Del Giudice. Ben ritrovato Paolo, è un piacere averla qui a Valdobbiadene. Ci racconti un attimino cosa ha voluto trasportare in questa mostra lunga 50 anni di sua carriera. Sì, in particolare qui siamo a un arco molto limitato di 5 anni, dall'85 al 91, 5-6 anni insomma. Ed è il momento in cui io mi sono sentito che avevo creato il mio stile, perché è stato un momento esplosivo in cui ho dato il meglio di me. E sono partito dal tema degli interni, iniziando con gli interni domestici proprio della mia casa, della casa dei miei genitori, della casa dei nonni, che è basato sul ricordo. Infatti questa mostra poteva intitolarsi anche Stanze della memoria, ma Genius Loci l'ho trovato più esplosivo, perché proprio lo spirito dei luoghi, che la pittura riesce più di ogni altro mezzo di comunicazione, più di ogni altro linguaggio, riesce a esprimere, perché fate pensare come si fa con la scrittura, con la poesia, a parlare di un rubinetto, a parlare dei rottami in una fabbrica abbandonata. Invece l'immagine riesce proprio a tirare fuori la poesia, cioè l'essenza delle cose, senza bisogno di parole, proprio, e neanche la fotografia riesce. Invece nella pittura c'è la sensibilità dell'artista, che non è una macchina come la macchina fotografica. E io in questi quadri ritrovo proprio il meglio del mio lavoro, e quindi per me è una mostra estremamente preziosa. Ho messo dei quadri che non avevo mai esposto in vita mia, perché li ritenevo proprio parte intima di me. Proprio la prima idea la prima volta che un'idea si realizza nel quadro, e si faccia da quadri di piccolissime dimensioni fino a fare di 3 metri e oltre. E in questo spazio meraviglioso Perché il microfono vicino. In questo spazio meraviglioso io subito ho capito che potevo fare una mostra straordinaria, e mi sono impegnato, sono mesi che lavoro. Solo l'allestimento è durato 2 settimane, solo per allestire la mostra. Penso che sia la mia mostra più riuscita, proprio perfetta, una mostra che avrei sempre voluto fare. Grazie Del Giudice, sicuramente i telespettatori verranno a visitare questa mostra, che è aperta fino al 23 luglio qui all'ufficio di Valdobbiadene, e noi di Viaggiando con l'Arte, la rubrica televisiva che vi porta alla scoperta dell'arte a 360 gradi nel Basso Feltrino e nell'Alto Trevigiano, vi auguriamo una buona puntata e alla prossima.